Oggi andiamo a fare un'escursione nel gruppo della Civetta. Ci troviamo in Val di Zoldo e la nostra meta è il rifugio Sonnino al Coldai. Il punto di partenza è la località Pala Favera. Noi seguiamo questa strada forestale, però all'inizio non c'è nessuna indicazione. Finora abbiamo camminato tranquillamente su una comoda strada sterrata e siamo arrivati alla Malga Pioda. Adesso saliamo al rifugio Sonnino al Coldai sul sentiero 556. Il rifugio non si vede ancora, ma manca ancora poco. Siamo arrivati al rifugio Sonnino al Coldai, un magnifico belvedere su tutta la Val di Zoldo e sul Monte Pelmo. Adesso proseguiamo ancora un po', saliamo alla Forcella e al lago Coldai, dove mangeremo i nostri panini. Buon appetito! Buon appetito! E dopo esserci regalati un po' di tranquillo relax attorno a questo meraviglioso lago, adesso facciamo il giro a piedi e diamo un'occhiata al panorama e poi è giunto il momento di fare il ritorno. Che meraviglia! Per fare il ritorno alla macchina, dal rifugio Sonnino seguiamo un sentiero non segnato nella Val delle Ziolere. Adesso seguiamo un breve tratto di sentiero che porta alla ferrata degli Alleghesi. Ok, siamo arrivati al bivio per scendere. È un sentiero non segnato questo, quindi l'idea è di Sandra, quindi decliniamo io e Francesca ogni responsabilità. Sapremo dirvi quando saremo in fondo, insomma in fondo al sentiero, se ne valse la pena, oppure se è meglio ritornare dal sentiero normale. Adios! Siamo arrivati!
Siamo tornati a Malgapioda. Il sentiero non è consigliato, non è numerato, la traccia è molto scarsa, quindi il consiglio è quello di tornare dal sentiero dell'andata. Ed eccoci ritornati alla base, qui chiudiamo il giro di oggi. Il trekking è stato molto bello, con dei panorami fantastici. Molto consigliata è la visita al romantico lago di Coldai e ribadiamo ancora di scendere dallo stesso sentiero che avete fatto nell'andata. Se volete accorciare il percorso, da Palafavera, dal parcheggio, parte una funivia che vi porterà già a quota 1800 metri. Come sempre, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!